Il WWF denuncia il degrado dei prati stabili in regione e chiede una normativa più accurata e l'assunzione di nuove guardie forestali già in graduatoria. I prati stabili del Venezia Giulia sono a rischio, lancia dell'allarme il WWF segnalando danneggiamenti di prati in diverse zone del Friuli Venezia Giulia. L'associazione ambientalista sollecita la Regione ad applicare adeguate norme di tutela dei prati e ad assumere con urgenza nuove guardie forestali attingendo alla graduatoria di prossima scadenza. I prati stabili del Friuli Venezia Giulia sono a rischio. In varie zone della regione ci sono segnalazioni di danneggiamenti o dissodamenti di terreno, in particolare in comune di Pasian di Prato, nelle colline moreniche a nord di Udine e a Cordemons. A lanciare l'allarme è il WWF regionale. Si tratta in genere di interventi per cambiare le colture da prato a mais avvenuti in mancanza di conoscenza e di una normativa adeguata di tutela, spiega il presidente del WWF regionale Roberto Pizzutti. Una volta persa la ricchezza dei prati stabili, il ripristino risulta impossibile se non con tempi lunghissimi, disponendo tra l'altro di un'oasi da cui far espandere le specie animali e vegetali. Queste formazioni naturali rappresentano un patrimonio che va salvaguardato e tutelato. In Friuli Venezia Giulia sono circa l'1% del territorio di pianura, comprendendo vaste superfici di area golenale, marginale e fiumi, dove ci sono tipologie di tipo primitivo. Nelle aree coltivabili sono in quantità minore allo 0,1%. Il rischio di perderli è elevato. Eccesso di concimazione, abbandono, se non addirittura imboschimento artificiale e nei casi più gravi l'aratura e la cementificazione ne stanno già mettendo a rischio la sopravvivenza. Come riferisce Pizzutti, il WWF regionale consegnerà ai consiglieri regionali nuovi emendamenti da apporre alla legge regionale che è stata modificata dalla precedente amministrazione e le proposte per il nuovo piano di sviluppo rurale. Sollecitiamo inoltre la Regione, afferma Pizzutti, per l'assunzione di nuove guardie forestali, attingendo dalla graduatoria che è di prossima scadenza. Non è giusto predisporne un'altra perché costerebbe troppo e le nuove guardie entrerebbero in organico tra almeno 5 anni.